tratto particolarmente sensibile e delicato della nostra frontiera con l'Austria durante la Prima Guerra Mondiale era il saliente trentino, che si spingeva fino ai Monti Lessini, e una delle punte di questo saliente era costituito da il Monte Pasubio, che era la zona confinaria tra noi e l'Austria. Il Pasubio era un passo dalla pianura, da Schio. Ecco perché all'inizio della guerra i nostri battaglioni alpini hanno cercato di superarlo per creare un margine di spazio in avanti e non essere così esposti da un'eventuale offensiva austriaca che arrivasse subito in pianura. Quindi il Pasubio dall'inizio della guerra diventò la montagna più combattuta, proprio perché era un punto delicatissimo. Non solo, ma oltre agli attacchi realizzati nel 1916 e anche nel 1917, perché ripeto, il Pasubio è stato combattuto per tutta la durata della guerra, oltre agli attacchi nel Pasubio si esercitò per eccellenza quella che era una tipologia della guerra di montagna, la guerra di mine. Dall'una e dall'altra parte, oltre alle operazioni offensive, di attacchi che si infrangevano contro le linee avversarie, si ricorse anche alla costruzione di gallerie per far saltare le posizioni avversarie. Quando ciò succedeva normalmente, quando una posizione non poteva essere conquistata, la terza, la quarta volta si cominciava a pensare di raggiungerla sottoterra, creare una camera di scoppio, intasarla con tonnellate di esplosivo e far saltare in aria la posizione avversaria, in modo da poterla superare. La nostra guerra è stata piena di avvenimenti di questo genere, dal Col di Lana a Gazzuoi, Montecencio, Castelletto, eccetera. Nel Pasubio in particolare questa iniziativa la assunsero gli austriaci. Mi pare che furono messe in atto 7-8 mine, di cui la maggior parte erano austriache. Perché? Perché la cima del Pasubio era articolata su due gobbe. Verso sud c'era il Dente italiano e a distanza di 200 metri, oltre a una selletta, c'era il Dente austriaco. E in particolare il Dente austriaco era organizzato come una specie di fortezza, pieno di cunicoli, dei trabocchetti, eccetera. I nostri alpini, andando all'assalto, raggiunsero parecchie volte il Dente austriaco, però venivano tempestati dalla reazione dell'artiglieria e poi il presidio del Dente austriaco usciva dalle gallerie e praticamente rendeva vana qualsiasi nostra offensiva. In guerra costruire delle gallerie aveva una componente psicologica che era particolarmente sensibile, nel senso che quando si avvertiva che il nemico si avvicinava con una galleria per preparare una mina e impedire che noi realizzassimo la nostra, scattava tutta una situazione di incertezza, di ansia, di terrore, perché essere sottoterra per centinaia di metri senza sapere quando può scoppiare questa mina, normalmente succedeva che uno dei due precedeva l'altro e così centinaia di persone morivano. E poi quando veniva lo scoppio, oltre ai danni che lo scoppio in per sé creava, devastando intere montagne e il personale che veniva seppellito, succedeva che le esalazioni investissero anche chi non era nelle immediate vicinanze, quindi con delle conseguenze deleterie. E l'ultima mina che gli austriaci fecero esplodere sul Pasubio investì la parte settentrionale del Dente italiano e seppellì 500 soldati italiani, tra ufficiali e soldati. È per questo che il Pasubio viene ricordato con particolare malinconia dalle truppe alpine, le quali hanno espresso una canzone che cantavano probabilmente quando risalivano gli impervi costoni che inducevano sul Monte Pasubio. Costoni che sono stati solcati da gallerie, da rotabili, da murattiere che hanno richiesto un impegno enorme di lavoro, di fatica per mesi e mesi, sotto valanghe, slavine, eccetera. Sulla strada